4 giorni dedicati a chi è in cerca di un lavoro estivo o a tempo indeterminato, ma anche alle aziende impegnate nella selezione di candidati e agli enti di formazione. L'appuntamento è al Faro Job Meeting al centro commerciale Porte di Mestre, che conferma la sua vocazione a luogo di incontro, shopping e socialità. Noi vogliamo mostrarci come vetrina, come cassa di risonanza delle esigenze del territorio, e l'esigenza del lavoro è fondamentale in un periodo come questo dove c'è una timida ripresa, e quindi questo aspetto positivo dobbiamo valorizzarlo e accrescerlo. L'evento, giunto alla terza edizione, è in programma fino al 19 maggio e rappresenta una grande occasione per mettere in contatto realtà del territorio e nazionali. Presenti più di una ventina di stand tra aziende, enti formativi e gruppi innovativi che si occuperanno di cercare profili da inserire nei propri team, valutando i curriculum e illustrando ai visitatori tutte le opportunità. Il tema della formazione continua, quindi dei continui momenti di apprendimento, di crescita, di perfezionamento valgono sia per i nostri collaboratori, dipendenti delle aziende, ma anche per i nostri imprenditori. Un'iniziativa pensata per supportare studenti, neolaureati e inoccupati, ma anche per dare spazio ad attività con uno sguardo rivolto al futuro, come start-up, spin-off universitari, Fab Lab e coworking. I luoghi di lavoro oggi devono essere performanti e adatti a quelle che sono le esigenze dell'azienda, rivisti anche in virtù di quello che è il nuovo protocollo di smart working che viene applicato appunto dalle aziende nei confronti del lavoratore subordinato. L'evento, nato per mettere in dialogo domanda e offerta, è sviluppato all'interno del progetto Faro, un servizio totalmente gratuito ideato da Porte di Mestre per offrire consulenza dedicata a chiunque cerchi un impiego. Quello dell'occupazione femminile è un tema assolutamente importante, cerchiamo di sensibilizzare anche le nuove generazioni, le giovani donne di questa città, proprio per ricordare quanto sia importante l'indipendenza economica per le donne. Una vera e propria attività di orientamento a sostegno di crescita e occupazione.